Scatman's World. Dal Cumenda Romano. Ah no, scusate, bella raga, ciao a tutti del Cumendone Veneziano, siamo su Rome Total War 2 finalmente. Ragazzi, sono un po' così però, non sono proprio felicissimo, perché ragazzi devo giocare con queste impostazioni di merda, non capisco il perché, cioè proprio a tutto a cannone il gioco proprio non se la fa. Secondo me è ottimizzato veramente di merda e quindi sto aspettando delle patch o i driver Nvidia. Quindi devo giocare senza anti-aliasing, anisotropico addirittura 2x, dopo vabbè estrema per fortuna e le altre cose, alfa vegetazione disattivata, dimensioni unità piccole, profondità di campo disattivata, e qua non posso mettere le, come si dice, i filtri, quindi non bene, contando che Shogun giocavo tutto super a cannone senza problemi. Ho visto poi che c'è proprio un problema anche di aliasing, che anche se l'ho imposto si vede tutto seghettato, quindi probabilmente come Shogun è un problema che devono risolvere con la prima patch, però porca puttana non si possono fare sti maneggi. Vabbè, vediamo un attimo il gioco. Chiaramente non posso registrare tanto perché con Fraps c'è una fatica immensa. Via prologo. L'assedio di Capua. Comunque il gioco sembra incredibile incredibile, secondo me ci vuole sta cazzo di patch, che mi pare che anche Shogun all'inizio era un po' vaneggiato, poi però non sistemato. Scusate se magari la voce è un po' così, se sono un po' rincoglionito, ma ho dormito veramente poco. L'esercito battuto del console Lenate è sotto assedio a Capua. Io, Gaio Fulvio Silano, mi sono spinto velocemente a sud col mio esiguo esercito in aiuto del console. Da Roma ci si aspettano altri rinforzi. La città è stata avvistata. È circondata dai Sanniti, popolo che abita le montagne dell'Italia centrale. I Sanniti sono nemici giurati di Roma. Capua è in vista. Rapporto. Ok, Tribuno Silano, l'esercito sannita si sta raggruppando sulle colline intorno a Capua. Stanno preparando un attacco, guardate. Ragazzi, mi scuso per la grafica se non è il top, mi girano sempre i coglioni ragazzi quando la grafica non è il top, però va bene. Allora, ok. I difensori hanno distrutto i guadi del fiume. Che gli dei possano assisterli se il nemico decide di attaccare. Devo ancora giocare ragazzi, quindi se vaneggio, perché io purtroppo... Le macchine d'assedio sannite colpiscono la città, indebolendo la forza di volontà dei cittadini. Se riusciamo a raggiungerli, potremo fermare il bombardamento, ma sono tutti ben pronti. Il console e le sue truppe rimaste hanno presidiato la città. Il console Lenate ha in mente di fermare qualsiasi attacco al fiume, ma in pesante inferiorità numerica. Ho paura che sarà sopraffatto. Ok. Cerchiamo di capire ragazzi che chiaramente non ho giocato. Devo ancora giocare anch'io. Boh. Muovi la visuale per 3 e 4. Ah ok, devo andare di qua allora. Scusate ragazzi che non devo ancora fare il prologo. È che purtroppo... I Sanniti stanno preparando il loro attacco in alto sulle colline. Sono troppi perché noi possiamo pensare di impegnarli. Il numero di uomini a mia disposizione basta per fare la guardia a un deposito di grano, non certo ad... Tribuno Silano, gli uomini dicono di sentire il fragore delle spade provenire da più avanti. Alcuni romani di questo villaggio sono stati affrontati dai Sanniti. Sono numericamente inferiori, ma le nostre truppe dovrebbero riequilibrare la situazione. Via di qui! Samnium shall fall. Battle group ready. Devo andare di qua.
Insomma ragazzi, no, dicevo, sono un po' incazzato perché non giocare a cannone sto gioco. I nostri mi dà un po' osservatori fastidio. dicono che ci sono circa 5 unità nemiche intorno al villaggio. capito, vabbè, cioè. Occhio ai loro stendardi blu. E quindi adesso sono un po', se non gioco al massimo, sto cercando di capire sto prologo, però ripeto, quando ho problemi con l'ottimizzazione, con ste robe qua, mi girano le balle. Purtroppo sono un po' pignolo su ste robe, quindi ragazzi, se il video non è il Ci massimo della grafica, mi bersagliano! Passo scuso. accelerato! Via! Advance at speed! Dai ragazzi, dai. Ci siamo, uomini! Sguainate le spade! Carica! For glory! Astati! Charge! Ok. Melee infantry, at your command! Andiamo di qua. Speriamo di fare le cose giuste ragazzi. Dobbiamo obbligarli alla ritirata. Bersagliateli ai fianchi e attaccateli alle spalle. Astati! Vai. Veloci. I am ready. Buono. È che vedo che il gioco fa fatica ragazzi. Mi stanno girando i maroni, madonna del signor. Scusate, fioi. Cioè, chiedo scusa se... La fanteria se il gameplay non sannita è è il potente, massimo. ma i loro uomini non sono niente in confronto ai soldati romani. Ti hai ragione invece. Mi tocca stare sempre con la visuale alta perché sennò mi lagga. Dio mio. In the name of Rome! Ok, dove cazzo vorrei andare adesso? Cazzo, ce n'è uno anche di qua. For glory! Jupiter gives us strength! Happy to serve Rome! Vediamo un attimo. Comunque il gioco potenzialmente è meraviglioso, chiaramente. Mi devono sistemare queste 2 o 3 cose. Quindi ragazzi, se volete, magari sulla pagina di Facebook, postatemi qualche screen di qualche, come si dice, impostazione, dei settaggi, che magari avete trovato dei settaggi un po' più decenti, così posso giocare più tranquillo. Ready and La waiting! vediamo da vicino. Che bello! Questa sarà la loro fine. Basta fare la guardia ai depositi di grano. Siamo nati per questo. I frombolieri nel villaggio sono in debito con noi. Hanno giurato fedeltà e si sono uniti ai nostri ranghi. I sanniti si dirigono a Capua. Difendete i ponti fino alla morte! Capua non deve capitolare! Va bene, uomini, ascoltate. Siamo nei guai. I sanniti si stanno preparando all'attacco ed è troppo tardi per tentare di intercettarli. Beh, se già sto prologo sembra epico. Le macchine d'assedio del nemico continuano a rappresentare un problema, ma i sanniti le hanno lasciate quasi incustodite. Colpiamoli lì. Siete delle pippe, siete delle pippe. Oh. Ok ragazzi, ascoltate qua, finiamo qua sto gameplay veloce perché ho bisogno di qualche screen per i settaggi e di capire bene cosa fare, perché voglio cominciare subito con la campagna e con i video di multigiocatore con gli altri, col Sabio, col Piada che hanno preso il gioco, con Ghost, con Edward, tutti quanti. Quindi devo sistemare bene sta cosa. Proprio ho fatto un mini video proprio perché volevo far vedere qualcosa del gioco. Che posso dire che il gioco è meraviglioso, ha delle potenzialità di veramente di essere un gioco droga. Il problema è che l'aliasing, anche se attivato, purtroppo non c'è. E questo mi pare c'era anche su Shogun 2 all'inizio, sto vaneggio. Il gioco è pesantissimo
e insomma servono i driver Nvidia, ste robette qua. Però per il resto, ragazzi, il gioco promette di essere un capolavoro di proporzioni obese e interplanetarie. Ragazzi, un saluto dal Cumendone veneziano, ma anche un po' romano. Ciao. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtubers italiano. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtubers italiano.